Che cavolo ha? Chiudi. Ok, siamo in diretta. Diamo il via alla manifestazione dimostrativa civilistica questa dello sport di San Giovanni in Rubatoria. Ci siamo arrivati, ammiratevi, grazie. Piero, cominciamo con l'ultimo match. Devi tenerlo vicino. All'altro e all'angolo blu Pirati Samuele. Ok? Via. L'altro girone siete in 3 esperti più avete Davide. No? Date una mano a chi non è Hai visto esperto. che è stato Cercate di fare bella figura questo perché che ha quando fatto là? vedete che in difficoltà Hai fatto 2 bersagli. Deve essere uno, dove vai più deve andare a poter sei morto, non ti Possiamo? Colpo va, l'altro torna, iniziano a preparare, devi tirare la strade e Samu. ragazze, mobile col tronco, Samu. Ok, Scarpa, all'angolo. la scusa che c'è solo Emiliano come tecnico oltre a me, non c'è nessuno all'angolo che mi metta nel caso posso io darmi una mano. Ok? Le forze ritirato verso tutte le altre Mobili col tronco. Sei andato benissimo Piero. Siete bellissimi. All'infuori del fatto di averne uno per fare. c'è il bambino di Emiliano. Hai imparato la diretta? Box, devi dire il secondo round. Mi ha detto di no? Nessuno sa fare. Samu, passa sopra. Va bene Samu. Muovi il tronco Samu. Te ha le braccia più lunghe di lei, capito? Devi accorciare. Tira un po'. Mobile col tronco anche tu, Leo, Non si può fare più allargata perché Ok. Molto bene. Nel frattempo si preparano all'angolo rosso Melanie Sofia, all'angolo blu Ruolo Alessia. Sì, sono tutti gli anni. no, ma funziona. Metti il fazzolettini così e magari ci vedi meglio.
Terza e ultima ripresa. Allunga bene Leo. Rapido, colpo va, colpo viene Leo. Samu. Più rapido quei colpi Samu. Alla fine della prima ripresa delle ragazze cominciano a prepararsi. Il tronco, non fate l'avversario. Fine dell'incontro. Allora, ragazzi, primo round sono andati bene tutti e due. C'è una leggera minoranza da parte del nostro angolo blu, una superiorità minima da parte dell'angolo rosso. Secondo round totalmente dell'angolo rosso. Terzo round abbiamo visto un miglioramento dell'angolo blu. Di schivata, innanzitutto. Finalmente stava attento a non prendere i destri come li ha presi nel secondo round. Per cui merita un premio. Diciamo pari! Stavolta non hai mai abbassato il latte. Dopo Gabriele e Luca abbiamo adesso Ti ricordo che così. Entrate, rinuncia. All'angolo rosso Meneghini Sofia, all'angolo blu Ruolo Alessia. Vi indico gli angoli perché se qualcuno è daltonico, adesso magari almeno sa. mettetevi sopra una magliettina, siete sudati. Perché bisogna anche pensare a... Non è che dovete pensare solo a chi Perché non parte più? vede bene e i problemi. Così si diverte anche lei. Almeno. Vedi i colpi sono qui. Brava così, brava Sofia. Mettete il colpo sul passo, non fate il passo prima del colpo. Sofia tieni in mezzo basso, Usa quei gomiti. prima il colpo. Sempre dritto, sempre dritto. Sempre dritto. Dai. Muovile col tronco, soffiare. Fare il bersaglio. Però di sicuro non abbiamo così avvicinati sempre col colpo. Ok, stop. Agli angoli. Perché così avete tutto il tempo di riposare. Stanno dove? Perché lei quello che mi fa Correggiamo.
Vai! Vai. Così, non lanciarti avanti con il peso. Io lo rimanderei, io lo rimanderei. Io lo rimanderei. Sì. Alessia più attiva con te, voglio il sinistro sempre. Chiusa, torna subito qui. Ok, nessun altro? Un altro suono. Ok, via. Sarà qualche altro noleggio che... Che qui è batteria scarica. Secondo me fa il cronometro qualcosa? Perché sei al sole, il sole ti fa male. E metterli... non lo so. Il cronometro nostro non c'è. Adesso qua che guardo da me, ma no, ma quello lì lo fa anche quando non è al sole di andare Sicuro che senti il suono diverso. Prendono anche le medaglie. Non fare il passo prima di mettere il colpo. Sì, ti colpiare. Andava a prendere È la chiusa studiata. Nel frattempo si preparino per il prossimo all'angolo rosso Canteri Luna, all'angolo blu dell'Agnese Gabriel. Due sinistri vicini. Allacciare, sta chiusa. Preparatevi con i caschetti e i guanti. più colpi adesso, più colpi. Copri qui. Dai ragazzi, posso dare il verdetto? Amen. Signore e signori, avete visto? La Sofia è un continuo butta fuori colpi di sparamento, era quello che doveva fare, l'ha fatto. La Alessia è riuscita ad entrare con qualche colpetto e si è comportata meglio del solito perché non si è mai buttata. Signore e signori, pari! E le medaglie? Non me ne danno nessuna medaglia, qua tutti quanti, cioè qua. Perché il ragno prima da rispettare, vero? Vabbè. Le entrate. Si agita anche le manifestazioni. Era un attimo di pazienza, perché Qua all'angolo, le mie ore le mangiamo. Perché lì al sole ancora. Guardate che l'energia fa che all'angolo rosso Canteri Luna, all'angolo
all'angolo blu Veronese Gabriel. Ehi, sei un pugile, qui è un amatore. Ricordo. Pronti? Box! Gestisci sulla distanza. Deve andare a segno, leggero ma deve andare a segno, perché allora vuol dire che accorci in modo corretto. Su K, fai il perno tu per la via, no? Bravo, hai visto che utilizza? Faccio il modo Occhio ad allargarti quando sei vicino, Gabriel, devi andare a segno. Filami i colpi. Gabriel, filami. Bene. Sposi, no così. Ok? Perché non lo fai? Vai a fare molto completo. Si stai computando. Guarda. Andiamo. Digli che dopo deve giocare già ancora. Ma lo sai che dopo lo sta andando, adesso vediamo, sentiamo il rumore che fa. 4, 3, 2, 1. Box. Stop. Questa passa, dove cazzo che devi andare? Dove che devi andare? ogni tanto mi fai andare. Quando vai via fai fermo. No, proteggi, fa fermo, non rimanere lì. Deve essere sempre mobile, andartene via dalle corde. No, ma va lì per andare. Sì, adesso lascia che vada e lui il tempo lo dà. Sì, no, va per andare, lei suoni che Bravo Luca, 30 secondi. stai facendo il signore. Forza. Terza e ultima ripresa. Nel frattempo si preparino all'angolo rosso Giulitti Alessio, all'angolo blu Negri Marco. Vai fermo, non far pratica a modo. Non tirare fuori da lingua, cioè Luca. Respira con il naso e basta.
pronta a rendere il cartello. Dritti colpi. Top. Bravi. Darli giù. Non riaccendi, se mai prendiamo il modo cellulare dice prima ripreso Signore e signori, per Luca, che è un agonista, ha fatto quel che sapeva fare. Per Gabriel, che è un amatore, ha fatto quel che sapeva fare. Dunque, se avete visto delle differenze, non mi interessa, pari! Faccio io col cellulare perché... Vediamo 10 minuti e dice via quando viene inizia la ripresa, ok? Quando finisce dice stop. Dà il tempo col telefono, se poi riparte giusto usiamo quello lì. Lo lasciamo riposare un attimo. Aspetta che annunzi. Se lo lascio riposare, mettilo almeno all'ombra. Sono a posto. Ci vuole pensare Calcio numero 4, all'angolo rosso GPS, all'angolo blu Letri Marco. Posso? Box. Devi dire gol. Eh sì. Ti dico quando siamo a 10. Partire col destro. Gira, gira, Levi, gira. 10. Stop! Ok, ragazzi, avanti lì. Perché noi siamo, tu non vedi da solo, Non vendere mai la pausa. Mio compaesano, Fatti piano. tuo ex compaesano. Adesso è Dove sei andato? San Candido. Ah, oddio. Non è più paesano Sì, tuo. ecco, dopo mi scrivi. Non è più paesano tuo. No, basta. Io sono a posto gli ultimi 50 anni di vita oggi. Perché alle 9 del pomeriggio si nota che sia in giro, non te vedi per nessuno. Fatti il ricanamento qui. Serve perché ci sia Gabriele, visualizzazione. Marco, chi può farsi dietro? Gong. Box!
Ok, tempo. Sì, dai, Grazie mille. Si prepari il partito all'angolo rosso, si Gabriele all'angolo blu, Stambini Marco. Box. Terza e ultima ripresa. Piccinini, com'era? Hai accettato che ti chiamassi Piccinini? Vedi che roba il cazzo, Ah, Troppo. no! Ho detto al top. no, io vesto. Brava è la classica. Che non tira fuori. Vabbè, dai. Mi manca scritto. Guarda ragazzi, io devo stare in mezzo. Allora, negli sviluppi del confronto meriterebbe l'angolo rosso. Ma l'angolo blu, da quanto tempo è che non viene in palestra? Merita un premio. Per cui il premio è pari! Gara numero 5 all'angolo rosso, Sterzi Gabriele e all'angolo blu, Stambini Marco. Saluto. Angoli. Non puoi fare guarda. Box, team è gong. Box, via. Praticamente comincia a
sì, ci mancherebbe. Attuali poi si preparano ora per Rovignoli. Luca, attenzione. Api. Long. Tac. Viva, viva, come sto? Ok, quindi Ferrara mi ascolti? Ci sono i due Volpato, poi ci sei tu con Mignoli, vieni qua. Io mi ha ascoltata. Vai, vanno sotto noi altri. Nel frattempo si preparino all'angolo rosso Volpato Moreno, all'angolo blu Volpato Roberto. Tac. Ma che cosa fa? No, è fatto, è finito, E dimmelo che sta bene dire. Aspettavamo il gong e basta. Perché ti potevi dirlo? Prendiamo. Fine del match, scusate. Io ti boccio, Deve essere fine del match. Sembra strano. Maestro non puoi dimenticare. Signore e signori, avete visto tutti? Ma io ho visto che qua c'è un neopapà Grazie. che mi ha fatto 2 mesi a casa, dunque premio anche lui. Pari! Bravi!
Terza gara in programma, interessante veste di famiglia direi. All'angolo rosso Colpatto Moreno e all'angolo blu Colpatto Rosato. Qua ci mettiamo d'accordo un attimo su quella che lei... Io, che sono il maestro, l'avrei proibito, però cosa volete fare? Vi ho sempre assicurato che tra loro due non si sarebbero mai toccati. Vediamo. Non essere atteso. Dai Moreno, paghi, dai! Hai bisogno di qualcosa? Finite il primo round. Dillo. Ha detto che posso confrontare. Io dico quello che vuoi. Il maestro ha detto di dire fine il primo round. Se io devo insegnarti a farlo cinese, devo insegnartelo tutto, non un pochettino. Poi, se tu non fai quello che sai fare, non si crede a quel che gli abbiamo detto. Box. No, vabbè. Ha fatto una prova. Ah, buono, andiamo. Sì, Lungo, non lanciarti di peso però, solo lunghi colpi. In teoria dovrebbe funzionare lo stesso. No, no. Richiamo ufficiale. Box. Lunghi, lunghi. Lunghi al sinistro, al sinistro, al sinistro. Non alzare la gamba. Allunga un po' la guardia. Ok. Fine prima ripresa. Guarda. Guarda. Seconda, scusate. Si preparino nel frattempo all'angolo rosso Ferraro Nicola e all'angolo blu Mignoli Luca. Porta l'acqua dal sole. Noi scendiamo e li guardiamo dall'angolo.
L'ultimo round, via. Inizia terza e ultima ripresa. Ok, stop, no, ragazzi. Vediamo prima. Qua, all'angolo. Fine terza e ultima ripresa. Signore e signori, tra i due fratelli, può esserci stato chi ha fatto un po' meglio, chi ha fatto un po' meno meglio, ma sono due fratelli, pari! Oggi sono buono per tutti. Oggi maestro buono con tutti. Aggiungo. Gara numero 8, all'angolo rosso, Mingoni Massimiliano e all'angolo... Scusate, all'angolo rosso Corrado Nicola, all'angolo blu Mignoli Luca. Non vi faccio neanche il saluto perché non mi dicono pronti. Non partire con dentro. Qua c'è la distanza con dentro. Non sono così, che sono per fatto. Di 2 settimane. Puoi provare una cosa? Quello che riuscite a testarmi il ring e te ne riesci anche un po' 3 volte prima del tuo incontro. Allora, hai visto lo spazio, devi memorizzare, ok? Devi già sapere quando sei qua, quanti metri te che per andare in trio e tornare. Ok, osserva lo spazio. Andiamo a buttare, andiamo a studiare. Al secondo. Ci voleva. Tutti i secondi li ho fatto. Pensavo di prendere tu il richiamo stavolta, Ma che era facile. Anche le carte, dopo ce la fai. Quindi hai visto come va? No? La fabbrica alla fine. È leggere, dai, poi vediamo Inizio seconda ripresa.
Si preparino nel frattempo all'angolo rosso, Mingoni Massimiliano, all'angolo blu, Vieri Davide. Abbiamo allora Maurizio Ultimo round. Terzo e ultimo round. vai con Dio. Ma all'angolo t'avevo detto che tutto fatto a certificato. Che vuole richiamo prima della fine. Ma non lo davo anche. Io ho vinto l'esatto contrario di quel che gli ha fatto. Stop! Qualche sotto non sono validi. Richiamo ufficiale. Box! Andata lì da prendere. Stop! Non puoi lasciare il braccio davanti. Richiamo ufficiale. Box! Vai, vai! Vai, vai! Prima dell'ora se finisce il tempo per sparire. Stop! Vai, qua. Meno male! Fine del match. Meno male! Com'è Davide? Anche quando fai il torneo, io lo so che Vieni qua, dove? Mi stai andando? Sei mi scappi. sì. Signore e signori, decretiamo che tutti e due sono stati scorretti. Uno andiamo anche lì. Cosa vogliamo fare? Mi squalificherei tutti e due. E siccome sono tutti e due lavativi, spari! Io comunque avrei dato persa a Mignoli che ha spuntato il ring. Lo tappare misure, dai. Gara numero 8, all'angolo rosso, Mingoni Massimiliano, all'angolo blu, Vieri Davide. Adesso siamo pronti. Per adesso ne ho ancora. Siamo? Saluto. Ok, auguri. Box! Porta progetto. Inizio alla fine del round. Tempo. Inizia il primo round. Fine primo round.
Ya. No, ti le metto la musica di Paga de Macchio. Ti le metto la musica di Paga de Macchio, molto ogni tanto per fare sentire. Che mi ha un DVD per le mosche che mi chiedono intorno. Prima che poi si riparta coi bimbi. Inizio secondo round. E chi farà? Non guardare dall'altra parte, guardalo sempre nel viso, guardalo sempre negli occhi. Longer. Voi due avete l'aria di due che l'hanno già fatto in mezzo. Nel secondo round. Nel frattempo si preparano per il prossimo match all'angolo rosso Raffa Festa Maurizio e all'angolo blu Lubezzani Andrea. Allora, benvenuti. Ho detto nell'ambito tradizione e prima Emiliano, secondo Abbonando, cazzo, guida e Pino. Bene. Non so che ripartiamo noi, ringrazio il comune di San Giovanni di Paccato per averci invitato, ringrazio Lidia e Timotiano e tutte le palestre che hanno partecipato come bike, con l'organizzazione, ringrazio tutti gli altri istruttori, non so perché faccio io la voce, non c'è provincia, comunque un viaggio delle federazioni. Ultimo round. Inizio terzo e ultimo round. Bene, adesso va. Sale molto lo schifo. Comunque continua a saltare. Ok. Stop. Fine del match. Devo saltare. Allora, si sono viste delle differenze. Io ho visto molto bene il nostro Davide che il terzo round si è sciolto finalmente, perché il primo round rigido, il secondo rigido e il terzo ha cominciato a sciogliersi, dunque merita un premio. Pari! Io Emiliano la manda per avere un voce a all'ombra e dopo si riparte. Mi sembra che non ci sia nessun vincitore fino adesso,
Mauri, adesso fa valere, Mauri, dai. Bravi. Gara numero 9, all'angolo rosso, l'inossidabile Casa Fredda Maurizio, nota di merito ovviamente il nostro Maurizio, e all'angolo blu Lumezzani Andrea. Saluto. Sì, 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 10 minuti di solo, si deve fare si vedrai che... Vieni sulle mani, Andrea. Vieni sulle mani. Perfetto. Occhio, occhio, occhio! Non lo puoi mettere all'angolo! Dai, dai. Primo round. Fine primo round. Movimento fluido, risultato indispensabile per la stadio. Ha trovato una concentrazione, Hanno combattuto tutti qui adesso. Voi lo vedete? sensazione di stabilità. Per giocare ogni piccolo di colpo se siete necessari, per avere semplicemente il controllo. Inizio secondo round. Devo entrando, se così una buona data. L'unica cosa che devi cercare in questo momento è l'intelligenza, senza pretendere capito, senza pretendere nessun momento di intensità. Va via da lì. Vieni sulle mani. Fate trascinare dal diritto e al tempo si fa un'altra. Va via da lì. Ascoltate tempo. Concediti d'azione, ogni politica, ogni cosa è passata per la strada. Fine secondo round. Perché siete stelato, lo lancio perché scritto. Nel frattempo si preparino per il prossimo match all'angolo rosso Olivier Corrado e all'angolo blu Sergio Daniele. Dopo di loro ci siete voi. Lasciate scappare le gambe, mi raccomando. Deve essere una crescita graduale e progressiva. Stiamo solo cercando il colore. Stiamo solo mettendo quella giusta condizione sulla quale costruire tutto quello che può essere il nostro viaggio. Sempre da solo, semplicemente stasera. Stavolta Inizio per sentire Inizio terzo e ultimo round.
E certo, la pedalata che continua a comportarsi, continua a divertirsi. Aspetta. Stiamo gestendo tutto per noi, la parte fondamentale di tutto il viaggio. Vieni lì. Dietro. Passi indietro. Ok, stop. Fine del mezzo. Direttamente sul percorso. Siamo al 5%, quindi 3 ore iniziamo. Qualche minuto ancora per completare la perfezione di Salvamento. Allora ragazzi, vi ricordate che non avete visto in palestra per un bel po' ad Andrea? È stato a casa per la salute. E allora, devo premiare anche lui. Bari! Bene respiro. Match numero 10. All'angolo rosso Olivier Corrado e all'angolo blu Sergi Daniel. Ah, prendili là che sono all'ombra, dove c'è mia mamma. Sì, dove c'è mia mamma, però non sono quella all'ombra. Continua a concentrarti su quello che è il gesto. Saluto. La sensazione delle gambe. Dietro. Box. Non è mezzo, completo, senza spazio. Inizio primo round. Arriva un'altra piccolissima uscita, un assaggio, sempre piacevole, stiamo guardando. Anche tu bravo. Bella. Perfetta, attenzione. E dopo giù, via. Allora, il momento di trasformarsi in quelle gocce di sudore. Eventualmente si potranno aumentare di velocità. Deve essere lì con il 70-75%. Adesso dobbiamo un po' di chat. Un po' contenti. Solo se mi stai nel sistema. 2, 3, come se fosse una cosa più naturale del mondo. E giù, stabilizza. Amore mio, siamo. Mi siamo messi? No. Facciamo l'iniziare. Perché il cronometro è fondato. Box. Inizio seconda ripresa. Perfettamente sopra. Giù qua. Non c'è ancora quella sensazione di affondo, c'è solo calore.
C'è solo energia che circola. Nessuna scorciatoia. Un gruppo unito che prosegue la stessa strada, stessa direzione. Andiamo una sola voce. Ok, stop. La parola pratica. Fine seconda ripresa, al termine delle gioche osserveremo qualche minuto di pausa. Consapevolezza. Bello della diretta. Questo tempo. Devo dire col microfono? Con le- No, che sono Deve essere il 75. Se mi senti un po' scarico, parliamo a poco. Bello la fantastica. non si può capire su quel sicuro. Infatti. La continuità è terrena la pedalata. Metteria qua. Questo solido. E vediamo ancora. Vai. Via. Via. Attenzione. L'ultima terza e ultima ripresa. E tu sei rotto? Ma perché? Sento fatto? No, lo mandassi che la lì. Perché sento fatto? Manca qui. Seminario così panico. Mi sta facendo qualcosa. Sei ancora preoccupato di mandare quello che sta auto perché Prima di tutto. porta avanti. Seminario panico. Adesso, No, dico, ogni persona che sembra attenzione al ritmo. Mi porterà a cellulare ancora. Sai che se non commenta un po' di disordine lì? dei colpi, non andare avanti. Ascolta, seria. Passo colpi. Ok. Avevo un sta facendo il 80%. Dato che il gesto, strada che aumenta di velocità, ma se sento che la resistenza è eccessiva, quando ciò che sento l'eccesso, per dare priorità al ritmo. Fine del match. Adesso la musica ci voglia schiacciare un po' di più. Lavoriamo comunque sull'agilità, quindi il giusto mix, il giusto movimento, per la cadenza e spinta. Signore e signori, come al solito c'è da dare un verdetto. Quante volte vedete Daniele in palestra? Non vedete tanto il nostro Corrado, ma Daniele è molto meno, per cui premio tutti e due! Bravi! Abbiamo solo 3 momenti di fuoriserie meccanica. Saranno piccole scosse che andremo a dare ancora. Adesso, signore e signori, 10 punti di pausa per il sottoscritto. Nel frattempo, pausa, inizieremo con la 11 con l'angolo rosso, Mari, Leonardo, e l'angolo blu, Giratti, Samuele. Mi raccomando le sensazioni, non lasciatele scappare. Massimo 80% in questo momento. Non si affretta. Sempre in uscita. Yeah. Se ne fa parlare anche lui continua a guardare. Stabilizza. Quando lascio la cassa in carica, poi se ritorniamo... Adesso se no la prima come prima adesso anche adesso la Occhio ritmo. Si dica attenta, spingi. resta sempre al cielo. Spingi. È un mosso. 2 minuti. Spingi. Saremo un po' di fuoco.
riempi tutto quello che ti serve per percepire la spesa. No, un po' d'aria. Una spesa che inizia a ripercuotersi sul cuore, sul respiro. Ne vedremo poi. Quasi non ti vedevo. Lasciami trascinare, lasciami tirare. E permettimi anche un singolo millimetro per dare soddisfazione. Guardate questa parte. Un minuto. Pochi metri. Vieni giù. Vieni. Amico. Vieni. Asciugati. Non cominci a preso per andare a sì. Ma quella che sarà la nostra prima scalata. Prima salita, prima sfida. Prima conquista. Senza perdere sempre il contatto. Siamo nella veloce. Hai un piccolo spazio per riprendere un po' il cuore. Non devi caricare le batterie per affrontare quei primissimi minuti di potenza. Stanno guardando la sensazione. Quello che è il gesto, quello che è la pedalata, rappresenta la perfezione, rappresenta il tuo equilibrio. Fidati, stringi la goccia.
Mentre i consigli di terra, dice tutto, prima salita, dopodiché passo la parola a Giuliano. Come siamo messi? Sì, sì! Adesso si inizia a lottare. Adesso si inizia a fare sul serio. Piega, percepisci la freddezza. Primo posto. Non farti scappare la pedalata. Quello che senti è potenza. Che senti spinta. Direttamente lasciala crescere. E Mario Ronaldo, grandi Samuele, Ministro Piero, Venezia iniziano a prepararsi. Tra un paio di minuti riprendiamo. Calibra bene l'energia. 8 minuti davanti a te, dobbiamo arrivare in cima. Senti come tira, ma è esattamente quello che vuoi. Rimango a 4 giri. Non aspettare che incubo per spingere. Se senti che vai in margine, da solo, te lo regalo. È tuo, è personale. Sì. Vai. Dobbiamo vincere! Dici! Non voglio, ma rimanere qua, su questa pendenza, su tutto quello che è costruito finora. Non sfondare lui, rimane. Sono andata a fare la pipì. Le cose si complicano. Ma non c'è da mettersi. Sui valetti e trossello. Siamo lì all'80 e l'85. Abbiamo margine e strada per colmare quel margine. Io ci provo! Una grossa! Prendo, la porto fuori! Devi solo lasciarti andare. E spagno la mente. Riprendiamo con la gara così all'angolo rosso per Mario Ronaldo e all'angolo blu Grandi Samuele. 5 minuti finali. Dobbiamo prendersela. Dobbiamo vincerla questa guerra. Senti come ti travolgo.
Quello che senti è potenza. Quello che senti è energia e vai a scaricare direttamente sui pedali. Hai 5 minuti per concretizzare questa prima conquista. Appena immagina. Non avete paura di affrontare quel millimetro di strada in più. Prima ripresa. Io ci do una luce. Ancora in sella. Quando passi sopra, che non lo fai. È la battuta che ti tira ancora di più. Inizio seconda ripresa. Devono uscire di strada. Dai qua. Ci serve. Sì. Consegue di prima. Il peso del corpo ti permette di affrontare quest'ultima parte. Ne approfitti, non sfrutti il tuo stesso peso. Per affrontare quei 3 minuti e arrivare in cima. So che difficile. Si preparino nel frattempo per il prossimo match all'angolo rosso, America di Sofia all'angolo blu est. Sono le mosche e le formiche con le ali. Mosche e formiche con le ali, c'è pieno. Tutto pieno di culture. Tutto peccato della cultura. Se ti è rimasto a fare questo spiro di energia in più. Vai! È arrivato il momento di stringere. Siamo alti, oltre 85. Stringe e a lungo finale. Manca. Ritmo. Ultimo round, via! Inizio terza e ultima ripresa. Bene, venuto anche dentro. Questa è la parte difficile della mezz'ora di relax. Approfittate di questi primi 3 minuti per Signore e signori, l'avete visto? Lui è migliorato! Lui è migliorato!
nel tempo di mezz'ora. Pari! Il tuo angolo deve uscire, sai? Proseguiamo con la gara numero 20 di stagione femminile. All'angolo rosso Meridini Sofia e all'angolo blu Ruana Brescia e questo terminano. Inizio prima ripresa. Dai, piccolino. Andiamo al bagno. Viene prima ripresa. Inizio seconda ripresa. Fine seconda ripresa. Gran maestro, Ciampa Rezzini ti incaccia la cena. Ciampa Rezzini ti incaccia la sacca. Sono andata un po' in ritardo, ma non so della Questo qual era? Della scuola? Ma te lo dico lì, perché mi latino nel settore. Inizio terza e ultima ripresa.
preparano per il prossimo tempo. All'angolo rosso Canteri Luca e all'angolo blu Giuseppe Alessio. Facciamo qualcosa. No, non è black. Vedi, a barba. Non so, però avete tempo, avete appena finito, fate adesso, siete rispetto alla pausa. Ah, perché mi chiede qua. Ma devi dare dalla zia, Vino D'Alessio. Ok, nonostante le difficoltà sopravvenute per la nostra Sofia, pari! Mentre dopo Prossimo incontro all'angolo rosso Canteri Luca e all'angolo blu Giuseppe Alessio. ricorda sempre che tu sei il animatore. Saluto. Le riprese si preparano Gabriele e Marco Negri. Tanto abbiamo un tempo, sì. 20 minuti, sì. Al centro Luca, occhio. Minuto per ripresa. Ma perché non me l'hai detto?
Nel frattempo si preparino per il prossimo match all'angolo rosso Denise Gabriel e all'angolo blu Lady Marco. Devo tirarti giù perché tanto era inutile. Troppo vento. Scendi di testa quando fa il sinistro di là. Guida del test. Signore e signori, sappiamo che Luca è Luca, ma anche Alessio è Alessio. Mari! Sarebbe stato un disastro se fosse stato Luca Alessio e viceversa. Se fosse stato Lucia Alessia. Gara numero 4, all'angolo rosso il nostro Denise Gabriel del Gigino e all'angolo blu Lady Marco. Inizio il primo round. Sei blu, no? Fine prima ripresa. Quello è il tuo cane. La maglia? Vuole venire a difendermi? Potrebbe essere che vediamo un incontro più bello. Seconda round. Inizio seconda ripresa. Lega il tronco.
e ultima ripresa. Si trovano per il prossimo match all'angolo rosso Santi Gabriele e all'angolo blu Volpato Moreno. Fine dell'incontro. Deve rimettere la possibilità, per cui mari! Prossimo match gara numero 10. All'angolo rosso Santi Gabriele e all'angolo blu Volpato Moreno. Voglio andare. Inizio seconda ripresa. Arrivo, Rabbi! Arrivo!
Fine secondo round. Inizio terzo e ultimo round. Si preparano per il prossimo match all'angolo rosso Sprendini Marco e all'angolo blu Dosato Roberto. Arriva, Robby, lascia stare, faccio io. Signore e signori, che cosa pensate che ci sia di diverso da loro due? Il tempo di allenamento! Pari! Prossimo match gara numero 16 all'angolo rosso Strambini Marco e all'angolo blu Dosato Roberto. Dai, non lasciarli fuori, Fine primo round. Andate a provare lo spinning. Ciao.
Inizio il secondo round. Ah, questo basta. Ok. Una seconda ripresa. Dopo Luca e Davide, dopo Ora è Massimo. Ora. Inizio terza e ultima ripresa. Si preparino per la fase successiva all'angolo rosso Ferraro Nicola e all'angolo blu il volo Massimiliano. Adesso un attimo vediamo. Aspetta Enrico. Allora, ti state divertendo? Io sì, pari! Basta divertirsi per prendere un buon risultato. Prossimo match gara numero 17 all'angolo rosso Ferraro Nicola e all'angolo blu il volo Massimiliano. Eccolo! Via! Ah, Davide, aspetta ancora. Secondo round. Sì, il prossimo round. Troppo carico sui potenti, un po' di disqualifico. Sta dritto, vicino che col sinistro prima. È facile, di andare in caso, Sto parlando con te. Devi tornare ancora, se no, disqualifico, lo prego.
Però non mettere perché la L'ultimo round. Siamo arrivati a finire il primo round perché l'ho avvisato, Lui va a oltranza, se no. perché chi te l'ha fatto? Lui? Ehi, Nicolà, te l'ha fatto lui? E allora? Puoi prendere con lui. Inizio secondo round. Faccio palle. Vabbè, come bene, anche per un punto che so, è buono, guarda che passa lì per peso, con tutti i skate che ho speso per aver così da tutto, allora fare no. Tipo, mira, Ragby e Maio. Adesso non perché te l'hai toccato prima e dentro te lo porti così e basta. Ecco, sbagliato. Sempre lunghi, Ok, all'angolo. Fine seconda ripresa. Perché ogni volta che sto per ribaltarmi tu mi stai guardando in quel momento lì? Sì, adesso può fare un fatto, se no io non è che perché senti che se tu mai stai adesso non vedo anche a me dopo, si passa tutti, adesso non vedo a qui che vai tutti che si vede, lì enorme così. Inizio terza e ultima ripresa. Prima per il prossimo match all'angolo rosso Signoli Luca e all'angolo blu Pieri Davide. Vai! Inverno che prima È sbucato, bisogna che ti apri tantissimo. Ci mette Fine del match. anche si può spaccare di più l'avversario con la faccia, questa faccia spaccare la faccia di più. Signore e signori, uno tocca l'altro, si sono divertiti, pari!
Prossimo match numero 18 all'angolo rosso Mignoli Luca e all'angolo blu Pieri Davide. Ma non mi stringo che da Bersagno, parandola per altre cose. Dopo ci sono Maurizio, Fabio e dopo voi due degli altri. Facciamo così, così, così. Sì, è uguale. Dopo... Però allo stesso tempo c'è un cuore che ti uccide. Sulle spalle. Maurizio, non andare sui bordi. Fine prima ripresa. Però io Dopo ti conquisto. mancano due poi per finire il secondo giro. Dopo che il terzo lo hai. Dopo c'è l'ultimo giro per tutti. Dove ci saranno i vincitori. No, quindi finito il secondo giro, 5 minuti per voi per Inizia bere la seconda qualcosa e poi ripresa. si finisce. Riuscire a girare, fai niente. Dai. No, basta. C'è fuori. Bisogno, Davide, dai. Fine seconda ripresa. Vado, vieni che ti metto il caschetto in avanti. Si preparino per il prossimo match all'angolo rosso Caffessa Maurizio e all'angolo blu Olivieri Corrado. Bisogna avere più stile, ma ce l'ha sempre Corrado lo stile. Non fare il culo, Corrado! Perché adesso è ultimo là. Terzo e ultimo round.
Ok, stop. Fine del mezzo. E ci sapete che deve desperire, io con sinistra e lui a destra. Signore e signori, qua non si sa come va, qua il medesimo anche il ring. Pari! Io avrei dato vinto a Davide perché lui ha fatto danni per 2 gare consecutive. Vediamo la terza, dai. Prossimo match dal numero 19 all'angolo rosso mi sei passato in fianco senza salutare. e all'angolo blu Olivieri Corrado. Saluto. Box. Fine prima ripresa. C'è ancora dentro il ring. È la tua mamma? Box, secondo round. Inizio seconda ripresa. Adesso mi sento. Fine seconda ripresa. Gianni! Ecco, guarda che ho visto! Ciao! Ciao, cara! Si preparino per
il prossimo match, dopo cui faremo una breve pausa, all'angolo rosso Lumezzani Andrea e all'angolo blu Sergi Daniele. Inizio terza e ultima ripresa. Qua ragazzi, agli angoli. Ok, qua per il risultato. Cosa volevate? Un perdente? Bari! L'ultimo match prima della pausa, gara numero 20, all'angolo rosso Lumezzani Andrea e all'angolo blu Sergi Daniele. Inizio prima ripresa. Adesso avete sono gli ultimi del giro, quindi poi annuncio di nuovo 10 minuti di pausa, che venite un attimo via dal sole e poi partiamo con l'ultimo giro. Siamo tutti assieme. Spirito e squadra, grande. Inizio ripresa. Al termine dell'incontro ricordo che osserveremo una decina di minuti di pausa. Siamo in tempo perfetto. Rado, hai lasciato Ma io infatti mi sono messo dietro espresso. Inizio seconda ripresa. Non
vedo l'ora che arriva giovedì, che giovedì fanno le 3. Aspetta un attimo. Devi dire cose da guarda. Guida seconda ripresa. Sì, allora le do il Inizio terzo e unico round. Al termine 10 minuti di pausa. Che cazzo vuoi? Sto parlando con la signora, tu cosa vuoi? Io sto parlando con la signora. Ma tu cosa vuoi? Io sto parlando con te, tu che dove sei? Perché ci ha messo questi? E mi ti offendi? Allora, sto parlando con lei. Io non sto parlando con io lo conosco perché gli ha detto una cosa. Non mi può offendere, lei sta parlando la verità. Lei non può la verità. Stava in un Lasciamo fare. si fa. Allora, anche in questo caso vi siete impegnati, avete fatto bene, quindi vi do un altro carico, esce del resto di gara. Ragazzi, 10 minuti di pausa, poi si riprende con l'ultimo giro. Signore e signori, 15 minuti di pausa, anche 20.
già va freddo le mani, Angelica. A un minuto si riprende, la prima gara sarà dei Mori Virati, poi nel Navigli Ruolo. Ultimo incontro tra quelli che sono signori della cittadina della Lutu, signori dell'angolo rosso, sono tanti. E io sono contento.
Inizio prima ripresa. Leo, non seguirlo quando si abbassa. Prima ripresa. Prime riprese dall'alto, riprese dal basso. Comincino a prepararsi agli angoli Alessia e via. Secondo round. Inizio secondo round. Sulle mani. Bersaglio. Quando si è attivata, adesso ci sarà l'ultimo round e dopo la competizione. Attenti? Ma non serve, perché non bisogna andare da quei canali lì ormai. Inizio terza e ripresa. Il prossimo match all'angolo rosso Dedichini Sofia e all'angolo blu Roma Est. Ciao Angelica, io vado. Ciao. Alla prossima. Ciao.
noi siamo lì quando vuoi, lo saluto io. Ragazzi, bravi! Signore e signori, anche questo incontro non c'è un vincitore, perché io decido così. Per cui, pari! E vanno premiati per il loro impegno. Angolo rosso. C'è qualcuno che fa la foto, no? Nattaroni. C'è nessuno che fa la foto, no? Io nella diretta. La faccio io, dai, aspetta un attimo che tolgo il timer. Il pugni! Sui pugni. Guarda. Bravi! No, stanno un po' un attimino da me. Ah, gira intorno. Prossimo match all'angolo rosso Vini Sofia e all'angolo blu Ruano Alessio. Lanciare lineari colpi. Fine prima ripresa. Bandieri allegri. Secondo round, via. Inizio seconda ripresa. Lineare completa, studiare. Sinistro, sinistro, prima. Avvicinarsi, sinistro. Dico una cosa ma te la dico quando arriva il momento. Inizio seconda ripresa. Ragazzi,
Inizio terza e ultima ripresa. Si prepara per il prossimo match all'angolo rosso Canteri Lunga e all'angolo blu Lady Marco. E vedi la diretta però le prossimi giorni vedo le gare che sto riprendendo anche le prove di camera. Intanto perché se si fa la diretta poi ritaglio quelli lì e volete nei prossimi giorni venite con la chiavetta. Signore e signori, anche qua del pari. E premio. La medaglietta dell'Accademia Turistica della Messaluga, il Comune di San Giovanni di Batotto, per questo mini torneo. Ok, bravo. Foto? Prossimo match all'angolo rosso Canteri Lunga e all'angolo blu Lady Marco. Inizio Io faccio sempre bravi, meno bravi, esperti, più esperti, ma non mi interessa. Grande viene. Come le porti nessuno? prima ripresa. Inizio seconda ripresa.
Inizio terza e ultima ripresa. Prossimo match all'angolo rosso si prepara Bolognese Gabri, angolo blu adesso. Però in zona abbiamo Avrei dovuto squalificare l'angolo rosso, ma dopo mi è dispiaciuto perché l'angolo blu si stava divertendo. Mari! una squalifica posto. Guarda, il premio donato dall'Accademia Turistica della Lunga e dal Comune di San Giovanni Rubatorio per questa bellissima Dopo Sterzi Gabriele Volpato Roberto, dopo i prossimi, ok? Quindi alla fine del finale è consegnato. la foto. Dai un po' di animo ragazzi, giusto che ci Bravi! aspetta un attimo che... Io stavo chiamando la gente. Ecco il problema. Prossimo match all'angolo rosso Bolognese Gabri Gigino e all'angolo blu Mauri, vedo che scappa via lei. Scappa via lei. No. Ah, beh, si secondo è subito lei. il primo round. Inizio secondo round.
Fine seconda ripresa. Gabriele, che poi vai a mangiare! Cibo! Perché tieni che si fietta per fare il Davvero? Davvero? Era davanti alla prospettiva? No? Inizio terza e ultima ripresa. Si preparino per il match successivo all'angolo rosso terzi Gabriele e all'angolo blu Volpato Roberto. Sono andati benino, si sono mossi tanto nei confronti di quello che hanno fatto nei precedenti mesi. Signore e signori, pari! Meno male un pari ogni tanto, non ce n'era stato neanche uno! Stamattina che non riusciamo a comprare del comune San Giovanni Rubatotto e dell'Accademia Buddista. Anche ad Alessio lo stesso premio. Non è che l'ho fatto bene, non è che ne guarda che l'hanno visto. Siamo posti anche perché per caso di dire che il carico del peso Prossimo match in programma all'angolo rosso terzi Gabriele e all'angolo blu Volpato Roberto. dai danni per prepararli ai microfoni. Inizio prima ripresa. Bravo! La medaglia che ha fatto qua. Medaglia si va a metterla sì, ma non dopo di lei per piacere. Ma io do sempre di lei ai genitori, dopo se mai... Rispetto alla vecchiaia. No. Allora, usate i genitori. Una volta Usate vai anche a quelli della mia età, dopo se mai... sono sempre dato per una volta i loro amici mi davano tutte le tue. Ultimamente, buonasera signora,
Aspetta, Marcello. Ah, la scatola, la scatola, la scatola. Inizio seconda ripresa. Inizio seconda ripresa. Si preparino per il prossimo match all'angolo rosso tra Di Marco e all'angolo blu Volpato Moreno. Allora questi sono strabili, vieni Davide! Vieni là. Solo di là. Va. Inizio terza e ultima ripresa. Poi chiamarmi quando arrivi a casa e così fai le tue robe più calme. Sì, sì. Ok. Continuiamo a pagare la pizza all'aeroporto, ormai ci siamo. E tu sei in discesa Sarà ormai. buona, sarà buona. Cioè, a seconda dell'anda andiamo via. Perché dopo si bisogna fare una roba del genere. Da fuori. Sì, esatto. Però gliel'ho chiesto, però alla fine. Alla fine siamo qua. Guarda a fare. Signore e signori, se state aspettando di vedere un vincitore sbagliate, perché è ancora pari. Qua premiamo i ragazzi a nome del comune anche per la medaglietta di fondo. Grandissimo premio. Foto! Sono andati a può essere. Comunque io devo stare qua. Prossimo match all'angolo rosso Brambini Marco e all'angolo blu Volpato Moreno. Inizio prima ripresa.
No, ma dico da cosa passa tornando Fine ripresa. Il secondo round secondo me era quello un po' più intenso, cioè io sono arrivato e ti dicono che da fargli non so, io percepisco come se fosse sempre percepisco che più riposo più esatto. Vorresti iniziare prima, vorrei il passaporto come vai sempre. Per il prossimo match le squadre si preparino all'angolo rosso Ferraro e Crona e all'angolo blu Ieri Davide. Devo fare che Sì, è una storia grande. Volevo vedere ancora. oggi sì, domani lavoro. Destra. Volevo vedere un po' di Fine seconda ripresa. Ragazzi, dopo Nicola e Davide ci sono Luca e Massimiliano. Mignoli. Ti do già l'Iban. Comunque me ne devi 200. Lammi lo spunto, dai. Ah. Ti faccio 180 se non mi dici di nuovo. Terza e ultima ripresa. E che sono gli ultimi tre. Poi c'è Gianni Luca, Massimo, Maurizio, Daniele, Andrea e Corrado. Anzi, Corrado e non è rosso l'ultimo. Non ha il terzo tempo la regola. Allora,
Signore e signori, io do un palo. E premio i ragazzi per l'impegno che ci hanno messo e se lo meritano. Premio con la medaglia del Comune di San Giovanni di Toto e dell'Accademia. Se la sono guadagnata. Bravi! Molto. Bravi. Sì, no, non sono cambiati, sì, sì, giusti. Prossimo match all'angolo rosso Ferraro Nicola e all'angolo blu Pieri Davide. Inizio prima ripresa. Sono Luca e Massimo. Poi tu e Mauri, dopo... Tiro prima ripresa. Esatto. Pian pianino. Quanti metri fanno? Quanti sono in tutto? Altri 3 dopo di questo. Vedo che è dura a casa. Inizio seconda ripresa. Ah no, dico bravo. Lei guarda che c'era, stava a scuola, sai? Capito che stavi sempre portava a scuola, Mauri, dopo Luca e Massimo tocca a voi. sì, sì. Io non facevo per niente. Una volta tirate il freno a mano mentre lui guida. Non è vero, questo non è vero. Tiro seconda ripresa. Farmi un attacco e metterti a piedi pari, ok? Perché se tu non so, vai direttamente per terra. Aspetta lavorato in guardia a quel momento, continua, non che te metti così. Capito?
Perché? Io te lo dico. Non è bello di cattare. Il disco terza e l'ultima ripresa. Per il prossimo match si preparano all'angolo rosso Rinaldi Luca e all'angolo blu Angoli Massimiliano. No massa, sennò dopo non danno più le note. Esatto, basta. Sì, esatto, perché quel quarto d'ora, 20 minuti è perfetto. Ok, siamo bravi. Prego ragazzi, qua. Allora, signore e signori, per chi si aspettava un vittorioso presente, sbagliamo tutto. Siamo tutti quanti vincenti. Pari! E con la premiazione della medaglia del comune di San Giovanni Rupatotto e dell'Accademia Tedesca della Lettura. Ma che belle medagliette quest'anno! Il logo anche nel turismo. Poco. Microfono. Signore e signori, abbiamo il sindaco che spero voglia dire qualcosa ai presenti. Sindaco, prego. Ecco qua il nostro sindaco. Io sono non vorrei poi essere equivocato, spero di non avere un avversario, soprattutto non lui. No, sono felicissimo, è bellissimo. Anche gli sport di anzi soprattutto gli sport perché c'è una responsabilità, non si sente bene, perché c'è una responsabilità sia da parte dell'atleta per se stesso, perché quando c'è molto allenamento dobbiamo parlare stamattina in una conferenza con gli esperti, il dirigente della riabilitazione del nostro ragazzo e dicevo che diventa importantissimo perché il nostro fisico sempre di più è abituato a così una opportunità da muscolosità non solo ad esempio i legamenti eccetera non posso mai sapere
fisica e semplicità sua, ci vogliono una serie di requisiti, una serie di caratteristiche che richiedono un grande attento e è un pubblico che tutto uno sport di uno Grazie. Grazie a tutti. Io ho proprietà di casa e ci toccano già i temi. Noi siamo le cose dove è importante. No, non è scaricato. È importante arrivare ad un penso specifico. Voglio vedere che poi nel nostro sport è importante arrivare ad un penso specifico nel modo possibile con la potenza del sportivo. Quando voi vedete questi muscolosi parti dei piedi, siete sportivi. È soltanto quello che arrivare, utilizza e magari utilizza anche qualcosa di più che non va bene per diventare il grande è fatto per potenza ed elasticità. Noi siamo la base di tutti i sport. Ricordiamoci che nemmeno legge il record del mondo che è tanto per molti paesi, ma è soltanto perché molto tanto non era come i vari che non sono il colore, i tanti e altri sono compiti, sapete perché vogliono giocare con i compiti? Perché si devono ancora conoscere quelle sostanze che portano anche i successi. Per cui noi lavoriamo con la tua il nostro sport modo di sport e anche quello specificato, perché ognuno ha il modo proprio. Io spero soltanto di farla cosa qui. Grazie. Invito, è una garanzia Anche una cosa, tutte le comunità Se poi le piace il piantamento, qualcosa di più noi veramente lavoriamo senza contratto e principalmente con la logica che stiamo facendo. Quindi lo si fa. Gnolli, 300 euro per il all'angolo rosso con i nonni e all'angolo blu con il Massimiliano. L'unica cosa Inizio il primo round. quando avete il certificato non serve prenotare, potete venire direttamente e consiste in una mezza o un'esterna che ci sono l'iscrizione annuale è 40 euro perché annuale poi è 60, noi abbiamo 5 giorni a settimana da praticare venire quando vuole, poi non è iscritta ai corsi del martedì delle 5:30 per dire, o del giovedì, allora bene o male quasi tutto quello che si scrive ma i prezzi non ci sono per l'assicurazione. Sì, perché se guardo su organizziamo il primo mese di iscrizione e dopo se mai comunque una sera se avete voglia potete
Inizio seconda ripresa. Tanto può venire tranquillamente a fare la prova per la dislessia, vedi che si fa quando non si può fare. La prova la può venire a fare. Ho detto comunque non c'è, quindi non è guai. Comunque, faccio una cosa, se volete la prima volta che si fa la testa fa, la testa in foresta, sì, adesso mi lascio anche quello che ha l'indirizzo. Sì, bravissimo, è rimasto in passato, 11 anni sono stati, sì. Però ecco, quindi la struttura è grande, si sente la struttura, magari in campo si sente di però forse Con questo siamo fatti. Si preparino per il prossimo match all'angolo rosso H30 Maurizio e all'angolo blu Sergi Daniele. Video terzo e ultimo round. Signore e signori, e voi qua direte ci voleva la squalifica perché è la terza volta che prova a testarmi il ritmo, ma non lo squalifico, pari! E lo premio anche con la medaglia del Comune San Giovanni di Fattotta e dell'Accademia Pugilistica della Repubblica. Dovevo squalificarlo, ma oggi sono buono. Qua ragazzi, foto. Prossimo match all'angolo rosso H30 Maurizio, nostro faro, e all'angolo blu Sergi Daniele.
Inizio prima ripresa. Questa è la Sì, sì, c'è un pregresso. C'è quella che neanche un po'! Allora, date i vostri angoli preparati. Andiamo c'è che manca poco. È andata. Poi tu vai, non mi arrivi lo stesso, scherzo una grana 400 euro. No, non c'è ricorso. Io sono tutto, sono qualsiasi cosa. Erika, mi pugno tutto. Andami qui.
pari. E la premiazione è sempre come fossero 15. La medaglia offerta dal comune a San Giovanni Batoto e dalla Maestro, posso dire una cosa? Ricordati che ci prendiamo tutti un gran bene, dico. Adesso che fa una foto. Sorridere. Aspetta che si sposta la Enzi. Eccola lì. Ah, a posto. ultimi. Finalmente siamo arrivati. Ovviamente bisogna molto contento a te, maestro. Sostitutivo quello. Saluto. Signori, ultimo pezzo della giornata all'angolo rosso Luciani Andrea e all'angolo blu Origini Corrado, scusate. Inizio prima di tutto. Seconda ripresa. L'aria ha dato solo Seconda ripresa.
Inizio terza e ultima ripresa. Allora, signore e signori, è ancora pari! Meno male che ci Comunque ragazzi, adesso prendiamo come fossero dei vincitori, con la medaglia per il San Giovanni Patotto. Ecco anche per Corrado, che è per il medaglia per il secondo modo. Ok, forza! Corrado, fai una spaccata adesso, dai. Marta, vieni qua. La medaglia ovviamente non solo ai ragazzi che hanno partecipato ma anche al nostro tecnico presente e alla nostra cronometrista partecipatrice. Allora, prima la Marta. Come si dice di solito, gli ultimi sono i primi. Esatto. Per cui l'ultimo al più grande dei nostri tecnici. Sicuramente arbitro voleva la medaglia la abbiamo No, Te la metto io, maestro. e dopo a chi ha organizzato tutto, l'ha fatto morire, ma è stata lei. Guardiamo all'Angelica Luga. Io vi faccio una foto. Bisogna. Aspetta. Che la premi, aspetta, ripremila. Foto finché te la premi, che momento storico. Vero che premi l'Angelica, un momento storico. Signore e signori, la manifestazione si conclude qui. Ringraziamo il Comune di San Giovanni di Patotto che ci ha dato questa opportunità, che è stata una grande opportunità per la popolazione che in passato ha già conosciuto, se non ci conosceva, e spero soltanto che sia un buon inizio per diventare grandi. E poi abbiamo visto un buon lavoro da parte dei nostri piccoletti. Visto che non ci chiamano più piccoletti. Decido io quando chiamarmi piccoletti. Ok, basta. Signore e signori, grazie a tutti i presenti, a tutti i partecipanti. I ragazzi sono meravigliosi, per cui al presidente della nostra E anche per lei la medaglia. Laura, Angelica, e posso dirvelo, un grazie a te stesso.
Bravo Piero! Lì avrei qualcosa da dire. Ah, qua se ne può parlare. Hai giocato tu. Guarda che... No, guarda che è possibile. C'era anche la live, era live. Era live.